Lo stabilimento balneare Stella Maris di Sottomarina aprirà mercoledì. Sarà un'apertura con ancora nel cuore il dolore per la scomparsa di Gianluca Fasolin, il suo titolare, tragicamente scomparso a 52 anni nella primissima mattinata di domenica, rimasto schiacciato da una palma durante le operazioni di riposizionamento o rimozione della pianta, caduta per il vento la notte prima. Oggi l'ingresso è ancora sbarrato. Un cartello affisso sul cancello annuncia la chiusura per lutto dello stabilimento. Mancava pochissimo, doveva fare altri lavori e stava correndo, io dico sempre, lui litigava con l'orologio perché voleva fare tutto e fare molto bene. Infatti la spiaggia credo che ad oggi sia quella che meglio dimostra i potenziali di questa città, e anche nel rapporto ambientale che lui teneva moltissimo. E infatti poi questa disgrazia, vedere una palma, mi dà la misura insomma di quanto amore ci metteva come imprenditore su tutte le cose che faceva. Fasolin, che lascia la moglie e due figlie, era assieme ad altre persone nel momento dell'incidente fatale, un incidente sulla cui dinamica ora indaga la magistratura. La palma, alta diversi metri, lo ha colpito dopo essere stata sollevata da una gru. Nonostante il tempestivo intervento del 118, per l'imprenditore non c'era più nulla da fare. Se guardate le mani di questi imprenditori non sono mani da ufficio, ma sono mani che lavorano, che preparano, lavorano a fianco anche dei propri dipendenti, quindi sono imprenditori che sono impegnati in prima persona. Purtroppo accadono anche queste cose. Mi dispiace per la famiglia, insomma, era un investimento fatto anche per i figli, insomma, ecco, quindi, però sai, c'è bisogno del papà, no? C'è bisogno del papà e poi il papà era giovane.